Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella Nice Splash del vostro Magneto Veneziano. Oggi guarderemo col quadrante Bovis per cercare l'onda di forma e la forza vibrazionale di un oggetto, di una persona, insomma di qualcosa che fondamentalmente potrebbe o danneggiarci o essere positivo nella nostra vita. Quindi useremo il quadrante radiostesico Bovis per analizzare o magari anche l'incontro con una persona, se quella persona va bene. Però voi sapete che i quadranti possono essere utilizzati eh, anche più di un quadrante, cioè nel senso che non se ne può utilizzare o deve utilizzare solo uno, ma diciamo una serie di quadranti che lavorano simultaneamente per il nostro benessere, perché ogni quadrante lavora con una onda di forma, è come se fossero tanti binari uno sopra l'altro. Quindi ipotizziamo che è un periodo che ci va male tutto, forse per colpa di un vicino di casa, forse per colpa di un collega di lavoro, forse di una persona che incontriamo al supermercato. Quindi analizziamo bene i potenziali che ci danno fastidio, che ci danno noia. Prendiamo il pendolino, se non sapete come usare i quadranti radiostesico Bovis, andate a vedere le pillole in cui spiego come poterlo utilizzare e analizziamo quella persona. Poi, se ad esempio abbiamo portato a casa energia negativa perché scopriamo che la persona negativa è una persona che incontriamo al supermercato, magari la cassiera, oppure un cliente che regolarmente lo incontriamo e lo sfioriamo. Beh, allora a questo punto il vostro marietto vi consiglia di utilizzare anche questo circuito radionico proprio per liberare le energie che sono in casa. Per liberare, ecco, cosa potete fare con questo circuito? Beh, prima di tutto lo dovete stampare in formato 4, plastificare e piazzare sopra, se non è possibile metterlo appeso ai muri, piazzare sopra gli armadi, sotto i cassetti, si incolla a testa, a faccia in giù, così che le vibrazioni puliscono il locale o i locali in cui potete pensare che è entrata l'energia negativa. Vi ricordo che l'energia che voi togliete non è che va persa nel vuoto, ritorna al mittente. Quindi se qualcuno vi ha lanciato addosso qualcosa, qualcosa gli tornerà indietro, sicuramente. Quindi questo. Nello stesso tempo, voi potete utilizzare questo circuito. Perché questo circuito? Perché questo circuito rappresenta anche la Rosa Croce, rappresenta anche i 22 sentieri cabalistici per arrivare alla Keter, quindi ci mettete il vostro testimone sopra, così che vi dia l'illuminazione, la forza, la perseveranza di essere sulla strada giusta. Dopo di questo, per essere ancora sicuri, usiamo la croce cristica, così che con questo e questo praticamente facciamo quasi la stessa identica cosa. Quindi se sentiamo queste energie nefaste che ci pervadono ogni volta che incontriamo questa persona, questi due circuiti potranno aiutarci ad avere un po' di tranquillità. E poi cosa facciamo? Utilizziamo questo circuito col testimone per darci la forza di trovare l'intuito, perché questi sono i 72 nomi, 72 forze delle conoscenze mercuriali. Quindi cosa facciamo? Mettiamo il testimone, lasciamo massimo un mese, con su scritto, ecco, quando incontro quella persona, dammi la forza, ad esempio, di trovare un metodo per schivarla, oppure dammi la forza per poter essere gentile e via dicendo. Dopodiché useremo questo circuito radionico per lanciare, questa è una losange, questo invece è un circuito radionico che valorizza e useremo la losange per lanciare il nostro intento verso di noi o verso quelle persone che decidiamo di aiutare. Questo può essere fatto anche per aiutare persone che magari si trovano in difficoltà. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito e alla prossima. E mi raccomando, se volete un consulto, sono sempre 20 euro, 45 minuti per il Degano Magneto Veneziano. Grazie e alla prossima, ciao.